in collaborazione con FNP CISL Udine. In collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali come ogni mercoledì con lo sportello pensionati. In studio con noi Ennio Tognutti dell'FNP CISL di Udine e oggi è il nostro gradito ospite anche Antonio Pittelli, che è segretario della FIT CISL del Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio a entrambi. Buon pomeriggio. Sono contenta anche di avere in trasmissione un rappresentante di categoria, oltre ai pensionati. E anche a De Consum. Ecco, perché dobbiamo anche informare o ricordare ai nostri telespettatori che Ennio Tognutti è fa parte ufficialmente dell'Adi Consum del Friuli Venezia Giulia. Quindi oggi è qui in duplice veste per parlare di pensioni, di rispondere ai vostri quesiti, però oggi potrà anche darvi delle indicazioni eventualmente su alcune tematiche molto calde che vengono affrontate dall'Adi Consum proprio in questo ultimo periodo. Io direi di cominciare con cosa dici Ennio? Possiamo cominciare con la FIT CISL? Certo. Ecco, cominciamo con un rappresentante di categoria, parliamo di persone che stanno ancora lavorando, che stanno affrontando delle problematiche. In questo non voglio dire che i pensionati non lavorino, e soprattutto i volontari dell'FNP. Cioè, in teoria non dovremmo lavorare. Ecco, i pensionati non dovrebbero lavorare, però fanno i volontari, ecco. Allora, Antonio Pittelli, vediamo un po' quella che è la situazione dell'autotrasporto in Friuli Venezia Giulia, tanto più che è un settore che si è prestato anche ultimamente per portare aiuti in Ucraina, per dare una mano. Poi parleremo anche di situazioni, di navi che sono ferme con del materiale che deve essere portato qui in Italia. Insomma, facciamo un po' il quadro della situazione. Cominciamo da queste iniziative, da questi cordoni umanitari che si sono creati grazie anche appunto agli autotrasportatori che si sono resi disponibili. Sì, certo, abbiamo avuto anche in questo caso, come durante tutta la pandemia, che è la crisi che ancora c'è, non dimentichiamocelo, l'esempio concreto di quanto importante sia il settore della logistica, ma anche del trasporto pubblico locale e delle persone che ci lavorano dentro. Perché anche in questo caso, con la loro responsabilità, umanità, perché ricordiamoci si parla di umanità, ma poi magari faremo un accenno a questo concetto, gli autisti che durante la pandemia trasportavano medicinali, mascherine, generi alimentari, garantendo un servizio costante e facendo in modo che non si vedessero le file fuori dai supermercati, come abbiamo visto negli Stati Uniti ad esempio, oggi portano e danno una mano, e hanno dato una mano alla protezione civile a portare tutti i generi di conforto e di emergenziali per poter raggiungere l'Ucraina che attualmente, come sappiamo, vive un momento molto drammatico. E lo stesso fanno gli autisti dei bus del Corriere, perché sono gli stessi autisti che hanno garantito il servizio durante la pandemia e oggi danno il loro servizio ad andare a prendere i profughi di guerra, che è un concetto a noi credevamo molto lontano, ma purtroppo drammaticamente imminente e vicino, li prendono per portarli da noi a garantirgli almeno un'accoglienza degna di tale nome in questo periodo che per loro sicuramente ha dei risvolti molto negativi. Vi porto un esempio. Ecco, tra l'altro dobbiamo sottolineare che fortunatamente in questo periodo gli arrivi di profughi sono considerevolmente diminuiti, adesso ne arrivano un po' di meno, no? Sì, adesso... Perché tanti magari anche addirittura ritornano, cercano di ritornare in su per raggiungere parenti. Sì, diciamo che noi dobbiamo... Il grosso praticamente per il momento è arrivato, ci auguriamo che non arrivi ancora tanto, perché vuol dire che la situazione migliora, speriamo bene. Certamente. Il grosso sicuramente è arrivato, come dicevi te, però noi ripeto, noi non dobbiamo mai dimenticarci dell'umanità e noi se partiamo da quello che abbiamo visto,
quindi bambini ai confini in braccio alle loro mamme, genitori trasportati sulle spalle dei figli, pianti ininterrotti di famiglie intere che non sapevano come poter lasciare il loro territorio. È vero che sì, che siamo un po' ammorbiditi nella drammaticità dal fatto che finalmente riescono ad essere riaccolti nella loro nazione, ma attualmente ancora ne vediamo di flussi che arrivano, sia attraverso la ferrovia che attraverso chiaramente a piedi o attraverso i mezzi tipo i bus che utilizzano per poter entrare in Italia. Sì, comunque la consegna Sì. degli aiuti non solo umanitari ma anche di genere è continua e il Certo. servizio funziona, anche il servizio normale comunque funziona, stanno facendo un lavoro egregio comunque. Poi ricordiamo che anche la CISL ha istituito sia a livello nazionale che poi regionale e attraverso tutte le federazioni una raccolta fondi che permette di dare almeno il primo aiuto umanitario che sia di carattere medicinale, quindi medico, che sia di carattere alimentare e anche di vestiario, quindi proprio logistico, a un popolo che purtroppo dall'oggi al domani si è visto tolto tutto. E ricordiamo che era una nazione che presentava una classe borghese quasi occidentale che all'improvviso si è trovata senza nulla. Ricorda un po' la nostra regione, no? Noi adesso siamo appena passati dalla fiesta della patria del Friuli, ma ricordiamo cosa è stata la storia del Friuli del secondo Novecento, ricordiamoci il terremoto, cosa è successo, ricordiamoci i immigrati che sono partiti senza nulla, lasciandosi tutto alle spalle, non conoscendo quello che avrebbero trovato nel futuro. Ecco, dobbiamo dire, perché abbiamo già anticipato appunto in apertura, che tu Antonio sei al corrente di navi che sono ferme là, che non possono partire, non possono venire in qua con dei generi bloccati lì. Sono navi, purtroppo, la grande verità di questa guerra è che la globalizzazione scricchiola. È uno degli esempi che la globalizzazione scricchioli è il fatto che le nostre aziende, che sia aziende di manifatturiere pure, di elettronica, di metalmeccanica, alimentare, hanno bisogno di prodotti che arrivano dall'estero, Sì. sempre di più e forse anche troppo. Nei porti ucraini attualmente ci sono navi che devono portare materiale in Italia, che sia materiale tecnologico ma anche alimentare. Le farine sono un esempio dei quali abbiamo estremo bisogno, perché purtroppo la politica europea, non solo nazionale, perché siamo soggetti alla politica europea, ha fatto sì che molte cose, anche alimentari, vengano prodotte in paesi extraeuropei. Quelle navi attualmente sono ferme nei porti ucraini, un po' per il blocco sovietico e un po' perché i porti sono pieni di mine e quindi non possono spostarsi, se non mettendo a rischio sia la nave ma soprattutto il personale imbarcato, che noi come federazione comunque dobbiamo proteggere, perché la nostra federazione parla anche al personale imbarcato delle navi. Ecco, quindi tu hai notizie dirette perché appunto gli autotrasportatori italiani sono in contatto riescono ad avere notizie da loro, insomma. Sì, noi abbiamo notizie dirette perché sappiamo che ci sono navi ferme che non riescono ad arrivare in Italia. Per il motivo principale è appunto che i porti sono minati e quindi anche qualora la Russia li lasciasse passare, il rischio è talmente elevato. Sì, di trovarsi una sorpresa, esatto, una praticamente sorpresa, cammin facendo. sarebbe a rischio la vita proprio materialmente delle persone, a prescindere dal fatto che sia la nave che il materiale all'interno non venga portato. La preoccupazione maggiore è quanto questo sistema possa reggere senza che le materie prime, dal gas al petrolio, al mondo alimentare, all'elettronica, non arrivino. Il dubbio è che forse per troppo tempo non potrà reggere. Ennio, poi magari ritorniamo ancora a parlare di autotrasportatori e anche delle problematiche di un settore che ha evidenziato diverse problematiche, perché nonostante ci siano state queste facilitazioni, no, dopo l'aumento, dopo il forte incremento dei prezzi, il settore sta soffrendo ancora. C'è stato anche nei giorni scorsi un grido d'allarme che è stato lanciato proprio dalla categoria degli autotrasportatori. Ennio. Ma io vorrei partire dall'iniziativa del 23. Vuoi partire dall'iniziativa del 23 aprile? Perché ecco, allora vediamo se la regia ci mette in onda appunto il manifestino, no? Sì. La locandina che accompagna questa manifestazione,
che è prevista per il 23 aprile a Udine. Intanto ne parliamo, vediamo se riescono ad elaborare. Il contesto di questa manifestazione, che è organizzata dai sindacati dei pensionati. Eccola, hai visto? Avevi qualche dubbio? Tu avevi qualche dubbio? Sì, no. Ah, ecco, appunto. Hai visto? È arrivata, guarda che bene, siamo tutti pedoni, la strada bene comune. Bene. Allora fa parte di un'iniziativa pluriennale che viene organizzata dai sindacati unitari dei pensionati, che si chiama Siamo tutti pedoni, che è finalizzata a creare condizioni di vivibilità delle città. E annualmente vengono ipotizzate delle manifestazioni locali. Quest'anno il titolo era Anche gli alberi camminano, che era esemplificare questo miglioramento della qualità della vita anche nel movimento, la presenza degli alberi eccetera, e quindi si immaginava questo movimento delle piante che poi venivano messe a dimora. E il 23 verrà fatto a Udine. Quindi partenza da dove? Partenza? Il raduno. Hai qualche notizia? Il raduno è alle ore 10 in Largo dei Pecili. Sì. Poi passerà per via Mantica e arriverà questo ipotetico corteo di alberi alla residenza Eiffage in via Micesio, in cui queste piante verranno messe a dimora. Sì, vedo che è organizzato da tutti e tre i sindacati. Tutti e tre i sindacati, con la collaborazione chiaramente del cioè Comune dai pensionati di tutti e tre i sindacati. Sì, con la collaborazione del Comune di Udine e anche degli altri, di altri sponsor. Ore 10 ritrovo in Largo dei Pecile, ore 11 messa a dimora. Ecco, ma messa a dimora, ecco, proprio lì alla residenza Eiffage. È un posto significativo anche per la nostra età, perché la residenza Eiffage è un luogo in cui soggiornano parecchie Tra l'altro alla persone. residenza Eiffage il Comune di Udine ha messo a disposizione alcuni appartamentini, alcune stanze per i profughi. No? Esattamente. Quindi c'è questo tentativo, cioè c'è questa volontà della nostra età di cercare una modalità di rendere vivibili le città, e si allaccia alle iniziative degli anni precedenti, che era Udine sta bene in strada, con cui abbiamo fatto dei percorsi di visita della città con degli alunni delle scuole elementari che poi sono diventati guide per altre. Abbiamo fatto aprire, con la collaborazione dell'università, sia la biblioteca la biblioteca universitaria, il palazzo appena donato, l'ex Banca d'Italia, cioè sono quelle iniziative che servono per vivere bene. Avevamo in mente anche altre cose, ma i tempi non hanno permesso, però la fantasia c'è e si cercherà di rendere questo una cosa utile in questo testo, e qui va dato atto e riscontro anche agli amici del trasporto. L'accordo fatto col Comune di Udine è a abbassare il costo del biglietto in fasce orarie non di punta per le persone anziane. Sono quelle cose su cui si lavora per utilizzare gli spazi, migliorare gli spazi in modo da creare condizioni di vita anche per chi insomma, andate a bussare spesso, per quanto riguarda Udine, andate a bussare alla porta di Giovanni Barillari, insomma, dell'assessore Barillari, perché lui, no? Certamente, bisogna dire che nonostante i tanti impegni che ha, diciamo che ha uno staff anche all'altezza, va riconosciuto anche quello. E lui ha una grande disponibilità. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio. Da questo momento potete cominciare a telefonare in diretta qui per parlare in questo caso con Ennio Tognutti, che è in duplice veste sia di FNP CISL che di Adiconsum, oppure parlare per chiedere delucidazioni, chiarimenti soprattutto per quanto riguarda gli autotrasportatori al segretario della FIT CISL Tiziano Pittelli. Vedete i numeri 0432 57 3517, oppure inviate sms, solo sms,
al 351 570 5687. Bene. Ma direi in questo momento, Sì. se ci sono delle difficoltà, soprattutto sul Sì. problema delle bollette, del caro energia, in un settore in cui sia come sindacato dei pensionati ma come associazione dei consumatori si sta lavorando molto, siamo in grado di fornire risposte su quello che stiamo costruendo, al di là delle cose già fatte per affrontare l'immediato, ma anche tendenzialmente quello che si propone per evitare il ripetersi di situazioni di questo tipo. Quindi, se volete, potete chiamare non solo per problemi di pensione, no? Potete chiamare anche proprio in questo caso per problemi legati magari alla bolletta, se avete ricevuto delle bollette o alle un po' cifre elevate, strane, cose strane. C'è qui Ennio magari può indirizzarvi, può darvi delle indicazioni oppure dire andate in quell'ufficio piuttosto che nell'altro per esaminare la situazione. Perché tanto più che per quanto riguarda le pensioni, per il momento mi pare che non ci siano all'orizzonte, ci sono incontri previsti a Roma? Al momento incontri specifici sul tema no, perché è rimasto in piedi uno spazio di riflessione sugli atti di flessibilità per l'accesso alla pensione. Ci sono da trovare delle modalità per cui anticipare il pensionamento ai 64 anni possa essere fatto senza ridurre l'assegno pensionistico, utilizzando varie tecniche, varie modalità, però che non tocchino la tasca dell'interessato. C'è la definizione in maniera più precisa di quella pensione di salvaguardia che si immagina che possa andare a coprire percorsi lavorativi discontinui e senza copertura contributiva piena, per cercare di assicurare un assegno finale di almeno 1.000 euro attuali. Sì. C'è una pausa di riflessione, ma non è accantonata. Ecco, l'importante è questo, no? L'importante è Pausa questo, di riflessione. Abbiamo un messaggio. Se possibile vorrei avere una precisazione. Se ho versato 20 anni di contributi 30 anni fa, di pensione, che reddito potrei avere? Sarà considerato in base a quanto ho versato o c'è un minimo reddituale? Allora, i 20 anni fa... ci ha scritto Franco da Pagnacco, Allora, che ci fa anche i complimenti per la trasmissione. I complimenti vanno sempre bene, grazie. 20 anni di contributi, averli versati 30 anni fa, sono buona parte valutabili sotto il regime retributivo, quindi sono legati alla retribuzione di quel momento, quindi è difficile, a occhio e croce potrebbe dare un risultato pari all'80% dell'ultimo stipendio di quel ventennio, ecco, più o meno, di quei 20 anni di contributi. Però sono quelle cose che devono essere affrontate in maniera precisa nel nostro patronato, quindi la sede di Pagnacco, la sede dell'INAS più vicina è Udine, forse anche Tricesimo, e quindi gli conviene prendere un appuntamento per farsi bene Vabbè sì, qui a Tricesimo da Pagnacco sta un attimo. Sì, che poi c'è anche meno flusso, Sì. c'è l'apertura Trova più quasi facilmente parcheggio, quotidiana. forse conviene qui nella sede di Tricesimo in questo caso. Conviene rivolgersi direttamente a Tricesimo. Ecco, andiamo da Tiziano. Abbiamo detto situazione, da Antonio, chiedo scusa. Situazione per quanto riguarda gli autotrasportatori. Abbiamo detto grido lanciato d'allarme, lanciato nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria, e quindi qual è la situazione adesso? La situazione è preoccupante dal punto di vista del costo dei carburanti. Questo ci preoccupa non solo per l'autotrasporto, ma maggiormente nell'autotrasporto, ma anche in tutti i settori della mia categoria, perché soffrono sia le aziende di raccolta dei rifiuti, soffrono le aziende dell'autotrasporto, soffrono le aziende che fanno trasporto pubblico locale su gomma, per assurdo soffre anche la ferrovia, perché comunque l'energia gli costerà molto di più e quindi non si sa
a lungo andare quanto questo costo potrà essere sopportabile prima di non incidere sulle tariffe, perché questo può essere il problema successivo, dove far ricadere questo aumento dei costi. Sicuramente la collettività dovrà fare in modo di assorbire almeno una parte di questo aumento dei costi. Quindi c'è un grido d'allarme molto importante, adesso è sentito, ma come dicevo prima la preoccupazione diventa maggiore qualora questo si sommasse ad altri tipi di campanelli d'allarme. Faccio degli esempi: se un'industria non riceve le materie prime e quindi non può produrre e quindi non si può utilizzare il camion per portare il prodotto finito o semifinito verso altri luoghi, mischiato al fatto che anche se lo fai la benzina ti costa 3 volte di più o il gasolio ti costa 3 volte di più, le grandi aziende, anche piccole aziende di autotrasporto soffrirebbero moltissimo per questa situazione e non sapranno come affrontare il futuro, ma il futuro prossimo, non quello fra qualche anno. Già c'è un'ottica da 4 mesi che ci dice che non possiamo prevedere i costi futuri e quindi non possiamo fare una politica industriale futura non conoscendo quello che avverrà se la guerra non finisca. Ma anche quando finirà, le ripercussioni attuali sono quelle che ci dicono che non sappiamo il vero costo finale di un prodotto quale sarà, perché la logistica è tutto, tutte le aziende hanno bisogno della logistica per poter portare sia le materie prime che per poi alla fine portare i semi lavorati che prodotti finiti, e non conoscendo l'incognita del costo del trasporto non conosciamo neanche quanto l'aumento inflattivo sarà grande e soprattutto impattante per poi la società, perché noi ricordiamo che quando parliamo di ricchezza e parliamo di società dobbiamo stare ben attenti perché c'è una grande massa di società che viene colpita da dinamiche lontane da questa massa, che però pesantemente vede sulle sue spalle degli influssi negativi che avvengono molto lontano. L'esempio è la guerra, ma non è solo questo. L'esempio è la Cina, ma non è solo questo. Ricordiamo l'esempio delle mascherine. Noi avevamo avuto bisogno delle mascherine durante la pandemia, non ce le avevamo, rischiavamo di non poter affrontare la pandemia non perché non eravamo bravi a rispettare le regole, ma perché ci mancavano l'elemento fondamentale che era la mascherina, che non veniva prodotta in Italia e dovevamo pagare un sacco, ma veramente un sacco di soldi per poter importare in Italia. Questo è l'esempio che secondo me ci dobbiamo portare da qua in poi. Lo stesso vale per quanto riguarda l'Ucraina e il costo dell'energia e l'energia in generale. Purtroppo non essere autonomi a livello energetico vuol dire far pesare sulla società il costo di qualcosa che non può controllare, e questo a lungo andare può portare a dei disagi sociali molto importanti. La povertà, anche in chi lavora, sta aumentando e questo è uno dei motivi, ma non solo. Comunque in merito a quegli argomenti lì siamo stati molto distratti negli ultimi anni, per cui sembrava semplice. Praticamente si pagano le conseguenze di scelte. Evidentemente alcune scelte non sono state, cioè sono state sbagliate, no, sono state frutto dell'onda di sentimenti di quel momento, non frutto di una razionale programmazione e di un'immaginazione di quello che può essere il futuro. Quindi ci si è fidati che tutto vada bene, che la barca vada così, quindi l'energia ce la dà a basso costo chi in quel momento ne ha in abbondanza, che i prodotti a basso costo di facile non complessa costruzione ce li faccia la Cina. Su questo si sono costruiti dei guadagni immensi senza limitazione e oggi ci troviamo lì a discutere su come risolvere velocemente un problema che 30 anni fa, 20 anni fa poteva essere avviato a soluzione in maniera diversa. E anche lì forse qualche mal di pancia in meno sulle cose da fare in casa nostra, e forse sarebbe stato bene non sentirlo, forse avremmo avuto qualche po' di energia in più, forse avremmo avuto infrastrutture migliori un po' di più. Siamo d'accordo che si punta sempre ad avere il meglio, ma qualche volta a qualche compromesso bisogna scendere e quindi ragionare anche sugli obiettivi. Anche i prodotti a basso valore aggiunto, facendoli fare sempre da altre parti, poi ti trovi un momento che ne hai bisogno, e nel momento in cui ne hai bisogno non sai strutturarti a farle, hai qualche difficoltà.
e poi anche il lavoro con alta densità di manodopera. Non è vero che sia meno conveniente di altre, perché penso che anche sia abbastanza acquisito che il costo manodopera, il costo lavoro sia il 25 o il 30% del costo del prodotto, forse oggi meno del costo energia, e quindi su questo bisognerebbe anche ragionare, perché sembra che si risolva tutto il problema del costo del lavoro sul costo del dipendente. Lo sta succedendo anche adesso, l'aumento dell'inflazione e quindi la perdita di potere d'acquisto, sì, la rincorsa a recuperare, cosa crea? Aumenta il costo del lavoro, ok. E allora cosa si fa? Si sterilizza il costo dell'energia nell'inflazione in modo che tutti gli adeguamenti fittiziamenti siano più bassi rispetto di quello che è l'aumento del costo della vita, ma non è quella la soluzione. Cioè qui andiamo a cercare sempre le soluzioni più semplici, che poi casualmente vanno a cadere sempre sugli stessi. Operazione IPCA con la sterilizzazione del costo dell'energia. Cosa vuol dire? Che il lavoratore si farà un contratto con il 2% in più invece del 7% di quello che paga, il pensionato neanche quello. Cioè, poi invece i problemi sono strutturali, di organizzazione, di visione di un modo diverso anche di impostare l'economia, e forse ogni tanto inserire anche dei ragionamenti di equità, perché il ragionamento di equità va posto anche nel campo dell'energia, perché anche se facciamo fonti alternative ma la produzione è sempre fatta da 3, non abbiamo risolto un problema di equità, perché guadagneranno quei 3. Se diversifichiamo e aumentiamo invece la produzione delle fonti alternative, allarghiamo l'equità. Cioè dobbiamo metterci a riflettere sulle cose. Facciamo una piccola pausa di riflessione. Ci ritroviamo qui in studio tra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Ennio, mi pare che tu in questi ultimi giorni ti stia occupando, infatti l'avevamo detto anche all'inizio di trasmissione, in modo particolare di alcuni casi, stai osservando bollette soprattutto. Quante persone stanno arrivando allo sportello che segui tu, proprio per evidenziare questa problematica? Perché allora, io penso che con i caro energia adesso... No? Di lavoro ne abbiate un bel po'? Di lavoro ce n'è parecchio, anche perché ci sono delle cose di difficile lettura. C'è uno dei casi più eclatanti in questo momento in cui sono coinvolte alcune associazioni di consumatori, Adiconsum e Federconsumatori in particolare, nel risolvere un problema con un gestore che alla scadenza di un contratto precedente a tariffa fissa aveva mandato una comunicazione e dire agli utenti, stiamo parlando del mese di novembre-dicembre, è finito il contratto a tariffa fissa, però state tranquilli, ve lo manteniamo comunque visto che siete stati bravi, eccetera. E quindi questi sono stati tranquilli, non si sono preoccupati di rivedere i contratti e si sono trovati con delle bollette a prezzo pieno. E su questo c'è una specie di sordità da parte dell'azienda per tentare di risolverlo. Al di là di questo... Aspetta poi... Ennio un attimo, prossimo anno 41 anni di contributi, faccio l'autista usurante e precoce, posso fare domanda? Ecco, quindi è una cosa anche che riguarda Antonio. Sì, può fare domanda, chiaramente va controllato tutto il suo percorso contributivo inerente alle date di quanti periodi ha fatto di percorso usurante attraverso l'INAS, perché noi abbiamo la fortuna di avere in serie CIS dei professionisti che sono abituati appunto a fare questo tipo di lavoro, quindi sì, può usufruirne, però prima valutandone gli effettivi dati che lui ha in mano, l'eco del lavoro che ha fatto, con calcoli proprio precisi in base alle date e di quanto tempo ha fatto il lavoro usurante. Ecco, quindi dare una controllatina, passare... Sì, passare dall'INAS, vedere proprio attraverso i dati che si hanno dall'INPS sia di quanto prenderà, sia di quanto potrà andare, appunto per incappare, a quanto dicevo Ennio prima, di avere delle decurtazioni pensionistiche che poi si scoprono solo
al primo mese che si prenderà la prima pensione sicuramente possono dar fastidio. Quindi il consiglio è recarsi, anzi prendere appuntamento, perché ricordiamo che c'è ancora il problema di dover prendere un appuntamento, perché ricordiamolo sempre, ancora in una fase dove Covid non è passato, gli uffici lavorano attraverso gli appuntamenti. Prendere l'appuntamento, portare con sé tutte le carte che si hanno in mano, soprattutto le coperte dell'INPS che ci dice la nostra vita lavorativa, e dopodiché, dopo aver avuto una risposta da parte dei professionisti della CISL, poter avere appunto una soluzione al problema che diceva l'ascoltatore. Gli appuntamenti Sì. si possono prendere anche in tutti gli sportelli dell'FNP o telefonando alle varie sedi della FNP, non solo per l'INAS ma anche per il CAF adesso che si apre la campagna fiscale. Ricordo anche che gli sportelli dell'FNP e dei pensionati sono a disposizione anche per i vari bonus, soprattutto uno che in questo momento ha qualche esigenza impellente, che è quella del bonus energia, però non di chi ha l'utenza del gas proprio, quelle che ha l'utenza del gas condominiale Sì. e quindi non gli può scattare il bonus automatico in quanto non è titolare dell'utenza. Ecco, questi devono fare la domanda e gli arriva il contributo direttamente in conto corrente ragionato in termini alla quota di consumo che hanno in quella entità. È un problema particolarmente sentito dagli abitanti delle case, delle ATER in particolare. Ecco, negli sportelli dei pensionati sono in grado di dare una mano a fare anche questo tipo di intervento che in questo momento è importante. Altre segnalazioni che hai ricevuto? Altre segnalazioni, sul problema dell'energia, che quello in questo momento è più difficoltoso, è l'attivazione della rateizzazione delle bollette, sia quelle di gennaio, ma sarà anche per la prossima, che in parte già decisa dall'autorità dell'energia, poi è migliorata specialmente a livello locale qui nella nostra regione con contrattazione diretta fra le associazioni riconosciute tipo Adeconsum e Federconsumatori, non le altre, che hanno migliorato le condizioni della rateizzazione, permettendo prima di tutto l'anticipo senza aspettare che scada e poi 10 rate distribuite in maniera... Sentiamo, ecco. Scusami se ti interrompo, perché abbiamo una telefonata e l'ascoltiamo velocemente perché fra poco più di un minuto dobbiamo chiudere. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sì, pronto, buonasera, telefono da Pordenone. Sì, prego signora. Senta, volevo un'informazione. Io faccio 67 anni a dicembre e ho 26 anni di contributi. A quanta pensione a quanto tempo devo aspettare per andare in pensione? Quanti anni ha? 26 anni di contributi e faccio 67 anni a dicembre. Dio, con 67 anni può andare. Quindi può già prepararsi, fare la domanda e verificare che la contribuzione sia piena, può anche proiettare più o meno quello che può essere l'importo, le conviene cominciare a prepararsi. Però c'è un problema perché io sono vedova da 2 anni e non so se prendo meno pensione. Allora, il problema penso che sia quindi riferito alla reversibilità. Patronato INAS di Pordenone e verifica con loro le varie possibilità. 20 anni di lavoro credo che possano dare una rendita più interessante della reversibilità. Comunque, senza entrare nel dettaglio perché sono problemi proprio specifici, le consiglio di andare allo sportello dell'INAS e farsi fare... Sì, perché io non ho
non ho redditi, ho solo la casa che fa reddito e basta, diciamo. No? Perfettamente, quindi quando ha i calcoli delle due opzioni, delle possibilità, perché bisogna sapere anche sommare le varie quote, può indirizzarsi a una scelta o l'altra. Signora, grazie per aver chiamato. Grazie, la ringrazio, Grazie. grazie. Eventualmente torni a chiamarci la prossima settimana, mercoledì, perché adesso dobbiamo chiudere. Grazie signora. Grazie, buonasera, Grazie. grazie. Arrivederci. Buonasera Grazie anche a Ennio voi. Tognuti, grazie Antonio Pittelli, Buonasera a Fit tutti. Cisle, Ennio Tognuti, FNP e Adiconsum. Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana. A tutti buona Pasqua, alla prossima. Buona. In collaborazione con FNP CISL Udine.